Poi c'è la questione che ponevi tu, noi l'abbiamo chiamato sportello diritto alle cure. Io mi auguro che anche qui a Bassano, nel più breve tempo possibile, si possa attivare uno sportello. Nella conferenza stampa che abbiamo fatto nel maggio scorso in regione, abbiamo posto che ad oggi noi abbiamo 51 sportelli sparsi per il territorio veneto e ci sono circa più o meno 200 operatori. Anche altri organismi, sindacato, Confartigianato, la CIA, hanno attivato sportelli. Qual è la differenza tra noi, Covesap, e gli altri organismi? Che gli altri organismi si rifanno ad un decreto legislativo 124 del 98, dove il ricorrente, qualora l'impegnativa, il codice di priorità non sia stato rispettato dalla USL, che può avvalersi di una domanda al direttore generale per dire io voglio la garanzia rispetto a questo decreto anche attraverso il passaggio in intramoenia, pagando il solito ticket e se esente non pagando nulla. Noi invece siamo dell'avviso, uno, di dare continuità, cioè di seguire il ricorrente fino all'ottenimento dell'esame diagnostico o della visita specialistica. Il ricorrente viene da noi, gli facciamo compilare, sono 3 tipologie di moduli e in questi moduli vengono anche elencate le normative e le leggi per cui le USL sono obbligate a darti l'appuntamento secondo il codice di priorità del medico prescrittore. Se questo non avviene, perlomeno noi a Venezia, facciamo attendere una settimana, se però di solito è difficile, nel giro di 2 o 3 giorni ci danno l'appuntamento. Se entro 7 giorni non c'è il silenzio, ripetiamo il ricorso e se superate anche questi 7 giorni, una semplice telefonata ai carabinieri dei NAS, con cui noi abbiamo un rapporto, siamo stati a Treviso, abbiamo dialogato con loro e anche loro hanno ammesso che ci sono le norme. Tra l'altro il decreto Schillaci sulle liste di attesa dice che i NAS devono vigilare e monitorare le liste di attesa. Quindi questo dal punto di vista metodologico, come noi lavoriamo all'interno di questi